25 di maggio, non mi posso mai scordare. A comincia quest'incubo come un brutto sogno e poi di corsa all'ospedale per capire che era successo. Ti sentivi un po' debole, ma nessun dolore poi quel giorno fatale ha incontrato un dottore. Gli sembravi un po' strana e m'ha consigliato a me fagli fare un controllo perché non mi piace, no. Lei molto acuta, ma sentivo sciampazzire. Io mi ricordo ancora come se fosse stata ieri, le trasfusioni e sofferenze tutte quanto attorno a te, perché un frate e mia sorella e quando pianto di mio padre a Policlinico a Messina 2 o 3 mesi insieme a te e te trovavi in una stanza terapia insieme tu e si traseva alla volta per pochi minuti giorno e poi a Palermo in una clinica che porta la speranza 2 donatori compatibili e si poteva aiutare. A rifornato mo che stingo, ma quanta sofferenza ha avuto tu, sai che un po' è tanto solo tu. 23 di febbraio, nata collera per te. Mio fratello arrestato, ti sentivo già impazzire. Nonostante sti cose, siamo ancora tutti qua. Sta famiglia di unità è una forza e una realtà. Io mi ricordo ancora come se fosse stata ieri, le trasfusioni e sofferenze tutte quanto attorno a te, perché un frate e mia sorella e quando pianto di mio padre a Policlinico a Messina 2 o 3 mesi insieme a te e te trovavi in una stanza terapia insieme tu e si traseva alla volta per pochi minuti giorno e poi a Palermo in una clinica che porta la speranza 2 donatori compatibili e si poteva aiutare. A rifornato mo che stingo, ma quanta sofferenza ha avuto tu, sai che un po' è tanto solo tu. Mamma, io mi ricordo ancora mo come se fosse stata ieri, le trasfusioni e sofferenze e tutto quanto attorno a te, perché mio frate e mia sorella e quando pianto di mio padre e a Policlinico a Messina 2 o 3 mesi insieme a te. Io mi ricordo ancora come se fosse stata ieri, le trasfusioni e sofferenze tutte quanto attorno a te, perché un frate e mia sorella e quando